Intanto partiamo dall'analisi consueta di questa partita. È stata una partita in cui abbiamo fatto sicuramente un po' più di fatica rispetto alla partita col Conegliano, anche per i meriti dell'avversario, perché siamo stati un po' troppo lunghi, non siamo riusciti quasi mai ad essere aggressivi, quindi La pressione che abbiamo visto a Conegliano infatti è... Esatto, quello è un punto. Dopo con la palla siamo stati un po' lenti, insomma, a questo punto della stagione sono partite che ci possono anche stare. È chiaro che, come avevo detto dopo Conegliano, che c'è tanto da lavorare, c'è tanto da fare, ma di buono c'è l'unica cosa forse è che non hai preso gol, quindi quello è un aspetto positivo e quello è un aspetto che dobbiamo comunque continuare a far nostro. Per il resto c'è sicuramente da fare, ma è normale che sia così, è la terza partita di quest'anno e quindi prendiamo spunto, servono anche queste partite per capire anche dove si può migliorare, dove si può lavorare, dove si può crescere. Comunque intanto abbiamo messo comunque minuti nelle gambe, questo era uno degli aspetti che volevamo curare e poi sul resto ci arriveremo. A che punto è secondo lei l'amalgama della squadra? Si sa che ovviamente a questo punto della preparazione le squadre sono un po' un cantiere aperto, come amate dire voi allenatori. Sì, è normale che sia così, è una squadra appunto rinnovata, è una squadra con tanti giocatori nuovi, quindi c'è bisogno di lavorare, c'è bisogno di fare, dispiace magari che ci sia questo caldo che ti toglie qualche allenamento perché è impensabile fare una doppia seduta adesso qui, però in un modo o nell'altro comunque ci arriviamo, stiamo lavorando, dobbiamo continuare a farlo, anche queste sono partite che insegnano e trarremo degli spunti positivi anche da queste partite. Gerbi, che è uscito? No, faceva parte di un Voleva turno. dare spazio a tutti Sì, in attacco. esatto, volevo cercare di far prendere minutaggi a tutti, quindi ho fatto fare metà tempo lui, metà tempo Andulù e quindi nessun tipo di In problema. forma è Brigatti praticamente, l'abbiamo visto sia a Conegliano che oggi, no? È l'unico che ha provato veramente a tirare nello specchio della porta. Briga abbiamo visto, lo conosciamo, è un giocatore che dà sempre tutto, è un giocatore che fisicamente anche magari entra in forma prima rispetto ad altri, quindi è un aspetto positivo, ha fatto bene, ha dato tanto, deve continuare a fare. Un'ultima cosa, un'impressione su Odogu? Dogu è un giocatore forte, si è visto in 2 o 3 circostanze, dopo è normale che la sua stazza ha bisogno di mettere dentro minuti, ha bisogno di giocare per entrare in condizione, però sicuramente si è dato da fare, deve entrare nei meccanismi perché alla fine si è allenato 2 giorni con noi, quindi sicuramente è un giocatore che ci darà una mano. La scaletta dei prossimi giorni dà un po' di pausa, un giorno? Sì, domani abbiamo un giorno libero, poi lunedì riprendiamo e inizieremo la settimana che ci porta alla Coppa Italia.